Paola Goppion, il caffè, come è cambiato il consumo di questo prodotto e soprattutto in questo momento storico in cui si è sempre più attenti alla sostenibilità, alla salubrità di un prodotto? Negli ultimi 20 anni sono successi dei fenomeni che arrivano da oltreoceano, che hanno comunque risvegliato molto il mercato del caffè, perché fino a prima si beveva velocemente il caffè perché appartiene alla nostra consuetudine giornaliera, si beveva il caffè fuori di casa tranquillamente pagando quello che era, ma senza farsi poi domande particolari sulla qualità. E negli ultimi anni invece, grazie, bisogna dirlo, a fenomeni americani, australiani, inglesi, il caffè è diventata una bevanda più giovane, per cui vede una nuova cultura, un nuovo approfondimento, la voglia di viaggiare, di andare in origine, di bere il caffè in modo diverso, di conoscere bene, profondamente le singole origini, per cui le singole proprietà aromatiche di gusto dei caffè. Questo ha risvegliato moltissimo, sta arrivando anche in Italia, è arrivata da tempo anche in Italia. E molti baristi hanno percepito questa cosa e per cui cercano un prodotto che abbia una fascia alta e che permetta loro di raccontarsi al cliente in modo diverso. L'importante oggi è essere attrattivi e avere delle cose buone e anche interessanti da proporre. Però c'è stato il Covid e purtroppo il Covid ha fatto molto male anche al nostro settore, per cui con la chiusura totale e radicale di bar e di ristoranti e la riapertura molto frammentata ha fatto sì che il consumatore si sia allontanato dall'abitudine di andare al bar, prima perché era chiuso e poi perché era parzialmente aperto, bisognava entrare con le mascherine, consumare fuori, ingresso limitato, per cui in questo periodo molto lungo molte persone si sono organizzate per bere il caffè in casa e per cui hanno deviato un po' i consumi. Di fatto c'è meno gente, meno persone girano per le strade, molti sono organizzati negli uffici, nelle case. Il bar vede un momento di grande sofferenza, non tutti. Si sono alzati in compenso un po' di più le vendite che noi facciamo al supermercato, per cui c'è stato questo scostamento. Noi abbiamo vissuto poi, a seguito del Covid e a seguito della guerra, abbiamo vissuto invece una grande difficoltà nell'acquisto del caffè, della materia prima, perché il caffè da sempre, non è una novità, è soggetto a speculazioni, per cui appena cambia qualcosa sul mercato, non sempre attaccato alle difficoltà di produzione dei singoli paesi, ma anche a fatti mondiali, il caffè è schizzato verso l'alto, per cui in alcuni momenti noi abbiamo pagato la materia prima anche il 50% in più l'anno scorso e siccome poi noi abbiamo fatto la scelta, pur restando medio piccoli, medio o medio grandi, di lavorare sempre con prodotti di qualità. I prodotti di qualità per cui i caffè arabica hanno pagato dei premi altissimi. Il Brasile in questo momento ci chiede dei premi oltre il valore del caffè che ovviamente ci mettono un po' in difficoltà, perché poi questi aumenti così importanti noi non possiamo portarli né al supermercato né al bar. E il bar poi a sua volta ha vissuto dei momenti di crisi molto importanti, perché le bollette le ha pagate pesantemente, perché pochi ragazzi oggi vogliono lavorare dietro al banco, per cui spesso i baristi sono in difficoltà perché devono sopportare orari molto lunghi dietro al banco, per cui insomma è un momento davvero. L'estero ha superato più rapidamente questo problema, per cui noi abbiamo lavorato molto di più all'estero l'anno scorso e abbiamo chiuso una buona annata, ma insomma viviamo un momento in cui le cose si devono riequilibrare.
Le confesso però che noi stiamo guardando con molta fiducia al futuro, perché dopo che si è rimasti un po' scottati, come si dice, no? Dalla chiusura parziale dello stabilimento, noi abbiamo potuto tenere aperto perché noi lavoriamo per la GDO, per cui invece che essere in 40 eravamo in 5, ma abbiamo tenuto aperto, abbiamo continuato a lavorare. Ma è molto difficile, però sono momenti di fragilità che è così, che ti fanno sentire comunque la difficoltà, te la fanno toccare con mano. Speriamo che sia finito. Il caffè può essere considerato un prodotto sostenibile? Io faccio una premessa, io credo che noi si sia nel lavoro come si è nella vita, per cui lavoriamo e collaboriamo con le persone che ci sono di fianco, come tiriamo sui figli, con gli stessi principi, per cui se siamo brave persone fuori, siamo brave persone nel lavoro. Questo significa avere attenzione nei rapporti con le persone, di avere correttezza in tutto quello che succede, saper comparare bene. Noi lavoriamo un prodotto che comunque va nella pancia delle persone e lavoriamo un prodotto che arriva da paesi difficili, perché comunque tutti i paesi produttori di caffè sono paesi difficili, sono i paesi del sud del mondo. E negli ultimi anni, direi negli ultimi 20-30 anni, si sono rafforzate molto delle strade, per cui dei consorzi, delle certificazioni che vanno nei paesi d'origine e curano il meglio stare delle persone che lavorano il caffè. Parliamo di persone che sono fuori, su per le colline, a raccogliere i chicchi di caffè a mano, e che molti anni fa questo lavoro coinvolgeva non solo le persone adulte, ma molto spesso anche i bambini, impedendo loro di andare a scuola. Allora, noi siamo certificati con Fairtrade da 30 anni, forse siamo stati la prima industria a lavorare in modo industriale il caffè biologico, l'abbiamo fatto conto terzi e poi l'abbiamo fatto anche per noi. E poi 27 anni fa, insieme ad un altro gruppo di 10 torrefattori in Italia, abbiamo dato vita anche ad un altro percorso di certificazione che si chiama Caffè Speciali Certificati, il cui acronimo è CSC, che opera in tante occasioni anche attraverso progetti solidali. Ecco, per cui questo è un aspetto sicuramente molto importante del nostro lavoro, avendo un prodotto che comunque arriva da luoghi difficili, ecco, senza pietismi naturalmente, cioè è doveroso quello che l'imprenditore fa o deve fare nei confronti di queste strade.